ma anche Rita Disgrey si è messa abbastanza bene, Rania De Fiori che parte forte, 4 su una linea, ma Rita Disgrey che assume il comando delle operazioni. C'è poi Riccardo Zamora, Repetita che ripiega, intanto c'è Rania De Fiori che ora va a fare un po' di pressing esterno a Rita Disgrey che si distende lungo i birilli, Rania De Fiori si accomoda in seconda, in terza Riccardo Zamora, poi c'è Repetiterrelle, a largo è rimasto Rob Mabel, poi ancora Roggi RL e chiude Renivida. In avanti sempre e comunque è il numero 1 di Rita Disgrey che va comunque a controllare anche i primi 600 metri di gara e quindi c'è a largo Rob Mabel che insiste proprio su Rita Disgrey, scia di Rob Mabel che viene presa da Roggi RL, Rania De Fiori che sta dietro, Riccardo Zamora, Repetiterrelle e chiude sempre Reni Vida. Rob Mabel che prende di mira Rita Disgrey che prova a replicare, ma Rob Mabel insiste in maniera piuttosto convincente. Roggi RL che viaggia al largo di Rania dei Fiori, Riccardo Zamora e Repetita RL. Rob Mabel che cerca di passare e cercare di passare in avanti per passare in vantaggio sull'ultima curva che è il tallone d'Achille. Rob Mabel che prova la fuga, è passato Rob Mabel. Poi ancora il numero 5 di Roggi RL, a largo c'è Repetita RL, Rob Mabel che controlla in avanti, Roggi RL a largo di Repetita in terza, Rob Mabel che entra in vantaggio, Rob Mabel, Repetita, Roggi RL, Rob Mabel e Giuseppe Porzio Junior che questa volta fanno i conti abbastanza bene, Roggi RL ci prova ma Rob Mabel vince secondo Roggi RL, terzo il numero 4, vittoria per Rob Mabel, questa volta fa il bravo, non sbaglia e vince.